Buon pomeriggio a tutti gli amici di Diretta Sport. Proseguono i nostri programmi di approfondimento sul mondo dello sport regionale dopo il ciclismo e la volta del basket maschile a carattere prevalentemente regionale. Un mese fa circa ci eravamo occupati del basket femminile, quest'oggi invece dedichiamo uno spazio esclusivo al basket maschile, al campionato regionale, insomma al campionato di Serie C Silver in particolare, e abbiamo ospiti tre rappresentanti delle prime tre squadre dell'ultimo campionato di Serie C Silver. Vado in rigoroso ordine di classifica. Alberto Zonchedu, presidente della Ferrini Basket. Buonasera Alberto. Buonasera a tutti. E poi c'è un ex equo, secondo, terzo posto, insomma, per comodità, secondo posto, l'Espedia. C'era anche uno scontro diretto molto interessante da giocare prima dell'interruzione del campionato. Vado a salutare Massimo Salone in rappresentanza dell'Espedia, appunto. Buonasera a tutti quanti. E Riccardo Fiorelli, presidente dell'Accademia Basket Sesto. Buonasera Riccardo. Buonasera, ciao a tutti. Allora, direi di fare un primo giro di opinioni, insomma, chiedendomi innanzitutto qual è l'umore in generale in questo momento in cui la fase più delicata, più calda dell'emergenza sembra essere passata e si inizia a parlare di ricostruzione, di come far ripartire, insomma, le vostre attività. Inizierei proprio da Alberto Zonchedu. Qual è l'umore del momento? Ma di nuovo buonasera a tutti. Sicuramente c'è un po' di scoramento per quello che è stato, perché vedere una stagione concludersi così non è mai molto, non è bello assolutamente. Scoramento anche per quello che è tutto il settore giovanile che ha visto interrompersi anche per anch'esso tutta la fase di svolgimento sia degli allenamenti e delle partite. Ora c'è da capire come si può ripartire e come organizzare la ripartenza. Sicuramente per quello che c'è in questo momento, come ho avuto modo anche già di dire, non penso sia semplice per noi neanche fattibile poter programmare o prospettare una ripartenza con queste linee guida che sono state diramate. Non peraltro perché sembrano delle linee guida che poco si possano applicare a uno sport come la pallacanestro, dove sicuramente il contatto fisico è uno degli elementi fondamentali sia a livello senior ma anche a livello giovanile, e quindi quella che è una delle principali precauzioni, cioè il distanziamento sociale, non può essere sicuramente rispettato. Quindi in questo momento siamo in attesa che magari l'evoluzione in fase migliorativa della situazione generale sia appunto migliori, di modo che ci possa essere ancora una diminuzione di quelle che sono questi divieti e questi vincoli, di modo da poter ripartire secondo quelli che sono i canoni propri della pallacanestro e del mini basket. Assolutamente. Vado da Massimo Salone a questo punto. Situazione in casa Esperia, ricordiamo, polisportiva, quindi con la sezione nuoto, una realtà abbastanza ampia. Come avete accolto, insomma, queste linee guida e qual è il momento in generale anche in casa vostra? Chiaramente da noi è diciamo anche un po' più complesso, perché dobbiamo, essendo una polisportiva, abbiamo moltissimi atleti, anche utenti esterni non atleti, che stanno in piscina, che utilizzano la piscina, e ovviamente noi dobbiamo seguire le linee guida di entrambi gli sport. Sono veramente molto complicate anche da mettere insieme l'una con l'altra, ovviamente. Però devo dire, cerchiamo di non perderci assolutamente d'animo. Abbiamo già fatto anche dei lavori durante questo periodo per cercare di farci trovare pronti quanto prima possibile alla riapertura, sia pure in minima parte, ovviamente, perché non tutto riusciremmo a fare. Devo dire, stiamo approntando tutta una serie di procedure, documenti, eccetera, per cercare di arrivare in linea con quelle che sono possibilmente da mettere in campo, quelle linee guida che ci stanno imponendo, che per certi aspetti, come diceva giustamente Alberto, per il basket diventa abbastanza improponibile. Per il nuoto invece, per la parte nuoto, si può in parte si può fare, non è semplicissimo, ma stiamo cercando di farlo. Quindi volevo dire, purtroppo
abbiamo passato questo periodo brutto, quindi dobbiamo necessariamente rimboccarci le maniche e cercare di tirare fuori qualche cosa per riprendere l'attività quanto prima. Vado allora da Riccardo Fiorelli, insomma, prevale la speranza o il pessimismo in questo momento? La speranza assolutamente, come sempre, anche se, come è stato detto, c'è un'incertezza su tutto, per cui è difficile anche fare una programmazione che a questo punto della stagione tutte le società, noi comprese, normalmente avevamo già avviato e quasi concluso, perché altrimenti non si fa in tempo a fare nulla. Al momento, cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo fatto ipotesi, quindi nell'ipotesi in cui si dovesse fare il campionato che riprende a settembre, proveremo a fare queste cose e vediamo poi se ci riusciamo. Nell'ipotesi in cui il campionato non dovesse riprendere a settembre, dovesse riprendere più avanti, proveremo a farne altre e così via. Al momento, per quanto riguarda la prima squadra, non siamo neanche in grado di stabilire quale sarà il campionato, perché anche la FIP ha una situazione di incertezza che adesso è difficile anche da affrontare, da risolvere. Nessuno è in grado di dire che cosa si potrà fare e cosa no. Tendenzialmente ho visto che anche loro fanno ipotesi. Cercheremo di andare un po' più nel dettaglio anche dal punto di vista della formula, dei campionati, lo faremo più avanti. Per il momento direi di concentrarci sulle linee guida che sono state diramate qualche giorno fa dall'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alberto Zonchedu ne ha già parlato, si è espresso in maniera insomma un po' pessimistica. Si parla tanto del ruolo del medico competente, si parla di pratiche di igiene, di gestione dei flussi ovviamente degli atleti negli impianti, e poi ci sono anche ovviamente le responsabilità, ci sono soggetti terzi che magari sono proprietari degli impianti. Alberto, cosa non ti convince insomma di queste linee guida? Quali sono le criticità principali che hai individuato? Ma innanzitutto hai inquadrato subito uno dei problemi principali, cioè il medico competente. Noi sappiamo che lo sport, come lo facciamo noi, cioè a livello associazionistico, quindi tra virgolette dilettantistico, è mosso soprattutto dalla passione. Quindi il tutto viene fatto con delle risorse che spesso sono anche molto molto ridotte, cioè facciamo grandi fatiche per avere appunto le risorse finanziarie per poter fare i nostri progetti, i nostri programmi. Ora tutte queste linee guida che ovviamente sono sicuramente adeguate al contenimento di un'eventuale trasmissione appunto del Covid-19 sono secondo me inapplicabili da noi dal punto di vista soprattutto della ricaduta economica, ma soprattutto anche ulteriormente per quanto riguarda l'ambito delle responsabilità, perché come hai detto altrettanto tu, ci sono tutta una serie di problemi riguardo anche gli spazi destinati al gioco, le palestre, la proprietà delle palestre, palestre polifunzionali in cui insistono più società sportive, spesso anche di diversi sport. Quindi ci sono tutta una serie di problematiche pratiche, ma anche per quanto riguarda l'aspetto delle responsabilità, che andrebbero sicuramente semplificate, ma soprattutto per chi fa attività sportiva, per chi crea dell'attività soprattutto rivolta alle fasce di età più piccole, diciamo che ci dovrebbe essere un alleggerimento di queste responsabilità. Adesso non per fare polemica, però tanto si parla di una creazione di uno scudo penale per i medici delle società di calcio della Serie A pur di far riprendere il campionato. Mi sembra alquanto assurdo che invece tutti questi vincoli e queste responsabilità vengano accentuate e non vengano invece attenuate nei confronti di chi fa attività sportiva senza fare business. Massimo Salone, sei d'accordo con le perplessità espresse da Alberto Zonchedu? Sì, assolutamente sì, Alberto ha pienamente ragione. Io ritengo, almeno così per esperienza anche lavorativa, immagino che tutti questi vincoli che stanno mettendo adesso siano più messi per paura.
si dovrebbero allentare, come in parte tra l'altro si sono anche già allentati rispetto a quelle che erano state le prime indicazioni fornite sia dalla stampa e dai social in generale. Quindi io spero che tutti questi vincoli di responsabilità dal medico competente, che tra l'altro è anche un problema che si rappresenta anche nelle aziende, anche di un certo livello, non so, immaginatevi quindi anche nelle società sportive cosa poter avere avere la figura del medico competente, ma è anche ovviamente tutte le responsabilità che ne conseguono. Quindi la mia speranza è che ovviamente, chiaramente in questo periodo, il periodo estivo verrà utilizzato fondamentalmente per cercare di far ripartire la stagione in una maniera decente e adeguata rispetto alle nostre possibilità economiche, l'attività come gli altri anni, magari con delle accortezze che chiaramente non erano prese in considerazione precedentemente alla situazione del Covid. Per cui, fermo restando che sicuramente Alberto ha ragione, però ritengo che molte di questi vincoli verranno allentati nel tempo. E chiedo a questo punto un parere anche a Riccardo Fiorelli, presidente dell'Accademia Basket Sestu. Misure un po' troppo stringenti anche secondo te in questo momento verranno allentate? Insomma, come la pensi in generale? Sì, per come le ho lette io mi sembrano delle raccomandazioni che al momento sono vincolanti, però delle raccomandazioni, che significa che quando le singole federazioni adotteranno i protocolli che dovranno essere utilizzati per l'attività, per quel che ci riguarda della pallacanestro, spero anch'io, come dice Massimo Salone, che queste misure che al momento sembra non consentire di fare attività vengano alleggerite tenendo conto del fatto che nelle nostre palestre è difficile adottare tutta una serie di strumenti che sono costosi, impegnativi dal punto di vista proprio dell'adempimento, che richiedono interventi di persone che, se non da noi prevalentemente in tutte le nostre società, molte delle attività vengono fatte per volontariato e per spirito di partecipazione di amici e conoscenti, no? E quindi se invece sei costretto a dover retribuire anche con compensi minimi delle persone che devono fare gli adempimenti richiesti dalla federazione, il tutto rischia di diventare impossibile. Per cui anch'io sono speranzoso e mi auguro che tutti quei vincoli vengano alleggeriti poi con i dettagli della federazione, che ovviamente adesso è in difficoltà, nel senso che immagino che stiano provando a capire come alleggerirli, cioè adattando il protocollo alla pallacanestro staranno cercando di capire quali sono gli interventi che possono fare per consentire a noi società di fare attività. Sul discorso responsabilità invece come la pensi, anche in considerazione ovviamente della professione che svolgi, quella di avvocato? Ma allora, premesso che mi dicono sempre di non dirlo, però è la verità, noi siamo quotidianamente esposti a responsabilità nella gestione delle nostre attività, perché purtroppo gli impianti spesso non sono a norma e quindi siamo sempre esposti a una contestazione relativa al fatto che esercitiamo attività dentro impianti che non sempre sono perfetti, ma regolarizzarli non è una cosa possibile perché passa spesso attraverso il pubblico, che molto spesso è proprietario dell'impianto, e quando si passa attraverso il pubblico i tempi e i problemi si allungano e diventano sempre più complessi. Quindi è vero che probabilmente saremo ulteriormente esposti a un nuovo rischio che è quello del contagio all'interno della nostra società, però è anche vero che non so quanto questo ci possa impedire di andare avanti. Ecco, che ha sollevato il problema, dubito che si fermerà di fronte a questo, ecco, lo dico a mo' di battuta, però perché lui come gli altri, come tutti noi, si espone quotidianamente a una responsabilità che è quella di tutti noi dirigenti sportivi di società dilettantistiche. Ecco.
I campionati sono andati in archivio ormai da un mese e mezzo, forse due. Il periodo estivo era quello per tante società di basket dei camp che consentivano anche magari di dare un po' di ossigeno dal punto di vista economico. Ho letto un'intervista sulla Nuova Sardegna qualche giorno fa da parte di Alberto Zonchedo, presidente della Ferrini, assolutamente pessimista sulla possibilità di organizzare un camp estivo di cui ha pochissimo tempo. Alberto, una vera disdetta ovviamente anche per le piccole società che, come dicevo, traggono dei benefici economici ovviamente da questo genere di attività. Sì, confermo che viste le disposizioni che ci sono in questo momento è difficile programmare. Poi anche a livello governativo parlano di un allentamento che sarà prossimo anche in virtù della curva di contagio che andrà sicuramente, speriamo, a calare. Il problema è che quando si organizzano questi camp, come ha detto giustamente Riccardo Fiorelli prima, sono tutte iniziative che vengono programmate per tempo. Lo vedo difficile poterlo programmare in così breve tempo. Poi bisognerà vedere anche quali sono tutti i protocolli da rispettare e a cui attenersi. Più che altro in questo momento appunto la difficoltà è poter programmare, poter pianificare, perché non sai quanti bambini, per esempio su quanti bambini poter calibrare un camp, se sono 30, se sono 100. Quindi diciamo che c'è un grande momento di incertezza che non ti consente di programmare un'iniziativa del genere che ha bisogno di molta meticolosità nell'essere programmata. Quali sono le prospettive da questo punto di vista? Invece in casa Esperia, Massimo Salone, immagino condivida le preoccupazioni di Alberto, cioè l'impossibilità a questo punto, quando siamo a metà maggio, di poter programmare un camp a questo punto della stagione già bello che è definito e organizzato. A differenza di Alberto, noi ci stiamo provando, stiamo cercando di fare delle ipotesi di quanti ragazzini, in base anche alle indicazioni, alle disposizioni che stanno dando, che stanno emanando, per vedere quanti e in che maniera noi potremo accogliere questi ragazzi. Ovviamente palese che la cosa sia difficile da attuare, però ci stiamo provando, ripeto, stiamo organizzando il tutto e vedere, spero anzi che nel breve tempo riusciamo già a dare qualche indicazione per poter fare il camp estivo che noi facciamo normalmente con dei numeri anche abbastanza grandi, ma non fosse altro perché abbiamo delle strutture adatte, quindi riducendo chiaramente i numeri, perché i numeri verranno comunque, se mai dovessimo riuscire a farlo, saranno sicuramente ridotti. A maggior ragione la struttura ci permetterà di poterli ospitare seguendo le regole che ci stanno dando. Quindi devo dire, io sono sempre, ma lo sono di natura, abbastanza ottimista, e d'altronde tanto se abbiamo una strada da percorrere, cerchiamo di percorrerla. Ci stiamo lavorando, più persone chiaramente, e speriamo di riuscire a fare qualche cosa. Poi, ripeto, dipende anche poi molto anche dalla curva del contagio, di cosa accadrà da qui alle prossime 2 settimane, perché è chiaro che se questo contagio dovesse un po' riprendere, come è probabile che succederà, visto la riapertura dei locali, è probabile che non ci daranno la possibilità assolutamente di far nulla. Comunque, noi ci stiamo provando. A questo punto introdurrei un altro... Perché abbiamo bisogno tifiamo per voi perché abbiamo bisogno di sistemare i figli. Appunto. Un bel messaggio anche di ottimismo, insomma, da casa Esperia. Cambierei argomento, voltando pagina, ma parlando insomma sempre di questioni un po' formali. Il sostegno della FIP in questo momento ovviamente di difficoltà per tutte le società del territorio isolano. Sappiamo che sono state introdotte in maniera abbastanza tempestiva delle misure, la restituzione delle tasse gara, si parla di uno sgravio per quanto riguarda le tasse di affiliazione per i prossimi anni. Vi faccio commentare queste misure, se le giudicate sufficienti, se ci sono delle altre misure che vorreste. A questo punto inizierei da Riccardo Fiorelli. Insomma, gli aiuti della FIP a beneficio delle società sono sufficienti o c'è qualcosa in più da fare?
Allora, partiamo dalla stagione interrotta. La stagione interrotta a me, e credo quindi a tutti, è stato rimborsato il credito che risultava dalla sommatoria tra i debiti maturati fino all'interruzione e i crediti che avevo maturato, insomma, che avrei comunque avuto fino alla fine della stagione. Devo dire tempestivamente, perché il bonifico mi è già stato fatto, mi è stato fatto un rimborso di quel che era il mio credito. E questo per quanto riguarda la stagione conclusa. Credo che da questo punto di vista di più non si potesse pretendere. Perché dico questo? Perché, per essere seri, per la stagione fatta, la FIP i suoi costi li ha avuti, li ha sostenuti e li ha anche pagati, perché gli arbitri li ha dovuti pagare, perché gli ufficiali di campo li avrà pagati, perché gli impiegati li ha comunque pagati. E tutte queste spese le ha avute fino all'interruzione e probabilmente anche per il resto della stagione. Quindi io credo che da questo punto di vista pretendere che ci venisse rimborsato altro è una pretesa che, insomma, forse è irragionevole. Per quanto riguarda la prossima stagione, anche lì penso che tutto sommato, eliminando i costi di affiliazione, di iscrizione ai campionati e di tesseramento, insomma, fino a un certo punto, rimangano solo i costi dei NAS, sui quali credo che ci sia ancora un dibattito aperto. Non so se si possa ancora riaprire la questione o no. Sui NAS, quindi con riferimento all'eliminazione dei costi, mi sembra che l'intervento sia tutto sommato sufficiente, o comunque ci aiuti un bel po'. Poi è chiaro che si può sempre fare di più, però ci aiuterebbe un bel po', perché ci eliminerebbe tutti quei costi vivi che insomma devono essere affrontati ogni stagione. Sui NAS io ho una mia idea, la quale ho parlato con Alberto e non so se anche con Massimo, con te mi pare, che è questa: a fronte di un debito della società che va a tesserare un giocatore svincolato, c'è una società che fa affidamento sul credito. Nel momento in cui si fanno le regole, bisogna anche tener conto del fatto che le società su quelle regole fanno affidamento. Giuste o sbagliate che siano queste regole, non le possiamo, secondo me, cambiare ogni anno. Lo dico senza interesse, perché io vado in pari con i NAS, per cui che me li diminuiscano o l'aumentino non mi cambia nulla. Però anzi, probabilmente i miei giocatori stanno andando a esaurimento perché sono grandetti e quindi quelli di mia proprietà probabilmente smetteranno nei prossimi anni. Quindi una riduzione dei NAS farebbe comodo anche a me, parlando egoisticamente. Però il problema è che bisogna ricordarsi che ci sono delle società che possono aver investito sulla formazione dei giovani che poi si sono svincolati, proprio perché la federazione gli ha detto: badate che se formate dei giocatori poi avrete come ritorno economico una certa somma. Oggi cambiare le regole in corsa, secondo me, è poco serio, anche di fronte a un'emergenza come questa. Questa è la mia idea, ma lo penso su tutto, nel senso che l'affidamento che le società fanno nella loro programmazione sulle regole esistenti dovrebbe essere maggiormente tutelato, perché se cambiamo le regole ogni anno diventa difficile consentire alle società una programmazione a lungo termine. Passerei la palla. Risposto. Assolutamente sì. Ok. Andrei da Alberto Zonchedo a questo punto, sempre sullo stesso argomento, ovvero le misure della FIP in aiuto alle società, e anche un commento su quanto ha esposto Riccardo Fiorelli a proposito dei NAS. Allora, per quanto riguarda l'idea di Riccardo, la condivido, perché ovviamente le società fanno la programmazione in base alle regole esistenti, quindi cambiare delle regole in corso d'opera diciamo, non è corretto, anche perché appunto si va in ogni caso ad avvantaggiare qualcuno a discapito di altre società che invece su quelle regole hanno basato una programmazione. Poi, se dobbiamo parlare di NAS, molto probabilmente è un sistema che andrebbe revisionato a livello generale, però ovviamente lo si dovrebbe fare con gradualità e non all'improvviso, così non sarebbe assolutamente corretto. Quindi condivido l'idea e il principio del ragionamento di Riccardo.
Il problema, per quanto riguarda la FIP, ovviamente ha fatto quello che poteva, cioè ha rimborsato i costi che non ha sostenuto, quei costi vivi che magari sono stati versati in anticipo dalle società, però poi tutti gli altri, tutti i costi di gestione, anche essa è soggetta a una programmazione, ovviamente ormai sono stati sostenuti. Molto probabilmente a livello locale abbiamo necessità di interventi di altri enti pubblici, delle istituzioni, che sicuramente potrebbero sostenere tutte queste realtà, basket, ma qualsiasi società che faccia sport, soprattutto a livello giovanile, dovrebbe sicuramente avere la possibilità di poter accedere a dei finanziamenti o comunque dei sostegni da parte delle istituzioni pubbliche. So che è una cosa molto difficile in questo momento, però io ritengo sempre che le società che lavorano a livello dilettantistico facciano molto un intervento sociale, quindi andrebbe rimarcato e sottolineato questa funzione anche sociale delle nostre società. Assolutamente, questo è un tema molto interessante, lo facciamo commentare anche a Massimo Salone, ovviamente dirigente dell'Esperia Aiuti FIP, ma si spera un giorno magari anche aiuti da parte delle istituzioni in virtù del ruolo sociale ovviamente ricoperto dalle società sportive. Ah beh, quello sicuramente. Gli aiuti dagli enti pubblici sarebbero assolutamente ci darebbero sicuramente del grandissimo ossigeno per fare l'attività che svolgiamo noi, che giustamente, come diceva Alberto, è un'attività di natura sociale, perché accogliamo tanti ragazzini, li teniamo durante la giornata, li formiamo anche per il futuro da un punto di vista sportivo. Però so per esperienza che purtroppo è veramente molto complicato riuscire a ottenere un solo euro, ma non fosse solo l'euro che non ci danno, ma purtroppo non abbiamo possibilità per le regole che ci sono, almeno per le quali si fanno alibi, probabilmente forse gli enti pubblici, non riusciamo ad avere nessun tipo di sostegno neanche da un punto di vista diciamo per le strutture, per mettere a posto le strutture, anche laddove volessimo noi andare con il nostro patrimonio, con i nostri soldi, ci mettono sempre dei vincoli di natura burocratica che non ci permettono di andare avanti. Quindi purtroppo questo ormai dopo tanti anni che ho seguito questi aspetti, non è che è forse l'unico momento in cui non sono molto ottimista da questo punto di vista, mentre per tutte le altre cose sulla tempestività della FIP, degli aiuti e sui NAS non posso che essere d'accordo assolutamente con Riccardo e anche con Alberto. Sui NAS poi sì, tante volte se ne è parlato, sono state fatte delle variazioni eccetera, però giustamente effettivamente ci sono stati dei periodi in cui l'Esperia, facendo la squadra in casa e ricevendo soltanto NAS, non prendendo nessuno da fuori, ovviamente ne aveva un grande beneficio. Per cui giustamente se le regole devono essere cambiate, certamente non in corso d'opera, ma in maniera assolutamente molto preventiva. Ecco, poco fa dalla regia ci è stato proposto un titolo, insomma, di un articolo, una dichiarazione del presidente FIP Petrucci, virgolettato, torniamo al basket all'aperto, una proposta / provocazione, vorrei sapere cosa ne pensate. Iniziamo il giro da Alberto Zonchetto. Sarebbe bellissimo. Sono cresciuto, ho iniziato a fare basket nel campo storico della Ferrini in Vileggio Porco, che era rigorosamente all'aperto. Penso anche Riccardo che abbia avuto queste esperienze all'aperto. Il problema oggi, se devo dirlo, non sono tanto i bimbi quanto spesso i genitori hanno paura a far giocare i loro bimbi all'aperto, a farli giocare in campi magari adiacenti come quello che abbiamo anche noi. È un problema non tanto delle società, forse quanto delle famiglie, che spesso hanno paura per l'incolumità dei propri figli nel farli allenare o nel farli giocare all'aperto. Che poi, voglio dire, c'è tutta una parte della storia del basket, c'è il playground, cioè voglio dire, c'è quel bellissimo campo che abbiamo anche qui a Quarto al Poetto,
che è stato sfruttato tante volte, ricordo anche da Riccardo, con delle manifestazioni assolutamente belle, anche con un clinic dove tenuto da Ettore Messina, voglio dire, perché no? Anzi, assolutamente. Il basket all'aperto è bello, è affascinante, sarebbe veramente un'ottima cosa, un'ottima iniziativa, se non fosse altro che si recupererebbero tanti spazi e la possibilità di sfruttare dei campi che abbiamo in ogni caso, quindi infrastrutture. Vado da Riccardo Fiorelli sempre a questo proposito. Ricordiamo che l'Accademia sta cercando, ha nei propri progetti l'intenzione di realizzare un campo all'aperto adiacente all'impianto di via Ottaviano Augusto a Sesto, dunque conosce bene il valore del basket praticato all'aperto, non è solo una questione di nostalgia, di amarcord, ma c'è una necessità reale, ovviamente. Sì, ma i richiami nostalgici non mi fanno mai impazzire troppo, però ha ragione Alberto, noi abbiamo giocato all'aperto tutti quanti. Addirittura io in una delle storiche nevicate di Cagliari avevo fatto allenamento con la neve intorno al campo, giuro. Al di là di questo, sì, sto aspettando che il comune di Sesto sblocchi un po' di incastri burocratici e mi autorizzi a fare il campo a fianco alla palestra. Credo molto anche nella utilità in termini di aggregazione del campo all'aperto. Se si possa giocare, cosa vuol dire giochiamo all'aperto? Vuol dire che facciamo il playground e ci divertiamo nel campo o facciamo le partite dei campionati? Sulle partite dei campionati abbiamo perso l'abitudine a farle, quindi non so rispondere. Qualche dubbio ce l'ho, però si può fare tutto, ecco. Sui playground sono assolutamente d'accordo, anzi credo che il campo all'aperto, soprattutto in un clima come il nostro, sia quasi indispensabile. Il campo all'aperto c'è in Casa Esperi, anche molto gettonato. Massimo Salone, questa proposta del presidente Petrucci, insomma, come l'ha accogliente? Ma io devo dire che quando dopo una settimana dall'inizio del lockdown, la prima cosa che ho detto organizziamoci, perché magari appunto non riprenderà il campionato, non lo so, ci saranno dei problemi per giocare al chiuso. Il primo torneo sarebbe bellissimo organizzarlo all'aperto, magari appunto da noi, chiamando tutte le società, cercando di organizzare anche un torneo che spaziasse sia dai senior che dagli junior, per cui è assolutamente una cosa che io sposo. Campionato giocato all'aperto, per come sono strutturate, per le strutture che abbiamo, mi sembra un po' complicatino, però per riniziare sarebbe una gran bella iniziativa, quello di poter giocare all'aperto. Noi abbiamo fatto diverse manifestazioni all'aperto, sono sempre uscite molto bene. È ovvio che poi riorganizzare i campionati lì diventa un po' più complicato. Io poi, a differenza di Riccardo, di Alberto, non posso dire di aver giocato a basket all'aperto, però l'ho visto all'aperto con molto piacere da ragazzino e l'ho sempre ritenuto un bellissimo sport, anche giocato all'aperto, non necessariamente al chiuso. C'è un altro argomento un po' spinoso che vorrei toccare a questo punto della nostra chiacchierata, prima di abbandonarci un po' più ai temi agonistici sportivi di campo, ed è quello dei danni economici inevitabili che ha portato questa situazione da un punto di vista delle mancate iscrizioni, delle mancate quote, insomma, nel settore giovanile. Tante società a questo livello hanno un ricavo importante appunto da questa voce, poi anche dal ruolo degli sponsor, insomma, che feedback avete avuto? Inizierei da Alberto Zonchetu per quanto riguarda ovviamente la situazione della Ferrina. Avete fatto un calcolo, un bilancio di quella che è stata la perdita economica a causa dell'emergenza? Beh, per quanto riguarda le quote delle giovanili, il calcolo è presto fatto, abbiamo perso all'incirca il 35% delle quote annue. Per quanto riguarda gli sponsor, devo dire che fortunatamente chi aveva preso degli impegni con noi per quest'anno li ha onorati. Il problema si pone ovviamente per la programmazione del prossimo anno, perché ovviamente molto probabilmente la crisi, l'onda lunga di questo lockdown si sentirà nel medio periodo, quindi da luglio, agosto e settembre. Quindi poter andare a parlare con degli sponsor per l'anno prossimo, per la programmazione per il prossimo anno,
è sicuramente difficoltoso. Ripeto, fortunatamente non abbiamo avuto questo problema nonostante la chiusura per quanto riguarda l'anno in corso. Ovviamente la perdita più grande è stata per quanto riguarda la perdita delle quote delle giovanili. Andiamo da Massimo Stalone, sempre sul tema ovviamente dei danni economici legati all'emergenza coronavirus, e dal punto di vista sponsor, dal punto di vista anche iscrizioni. Per noi chiaramente attualmente il danno più grosso è la non apertura del centro estivo, per ora, perché chiaramente si faceva conto su un'entrata che è abbastanza cospicua, che ci serviva per affrontare alcuni, soprattutto lavori di ristrutturazione, onorare magari alcune forniture che avevamo avuto durante l'anno, queste cose qua. Quindi quella sicuramente è la priorità maggiore. Per quanto riguarda le quote giovanili, ovviamente quello è facile vederlo, quanti mesi è di cui non abbiamo le quote, e poi stiamo cercando di trovare soluzioni anche invece per coloro che le quote le avevano anticipate. Stiamo vedendo quali soluzioni possiamo mettere in atto per venire incontro a questi genitori dei ragazzini che hanno pagato le quote prima. Però, ripeto, fondamentalmente dal punto di vista, per noi poi, ripeto, è una polisportiva, per cui il nostro non è soltanto il basket, che in realtà nel bilancio è piccolo il basket rispetto al nuoto. C'è una perdita ulteriore nel nuoto per noi, per cui chiaramente è un momento che non sarà facile, non siamo certamente molto bravi a trovare sponsor, per cui ovviamente, come ho già detto prima, la nostra unica forza è quella di rimboccarci le maniche e cercare di sopperire alla mancanza di queste entrate e di andare incontro a coloro che giustamente magari faranno richiesta di restituzione, nient'altro. Uno spiraglio di luce in questo senso è arrivato ieri da parte dell'Accademia Basket, che è riuscita a chiudere l'accordo per il main sponsor per la stagione 2020-2021, sarà Teti Acque SRL, ne parliamo con Riccardo Fiorelli. Insomma, ci sono stati dei danni, delle perdite, voi avete offerto un po' un messaggio di speranza da questo punto di vista, però al movimento, un messaggio di ripartenza, insomma. Allora, sì, sulle perdite come gli altri abbiamo perso le quote, abbiamo perso qualcosa degli sponsor, perché comunque qualcuno che aveva delle rate posticipate, quando è arrivata la crisi ha avuto difficoltà a pagare, quindi non sappiamo se quei crediti li recupereremo mai. È vero che c'è stata anche una piccola riduzione dei costi, ma che non è andata a compensare le perdite. Sì, sul nuovo sponsor siamo molto contenti perché la crisi aveva determinato il fatto che Fotodinamico, che ringrazio per tutto quello che ha fatto per noi fino a quest'anno, non fosse più in condizione di prendere un impegno per l'anno prossimo, perché aveva necessità di riorganizzare la propria attività. Al momento che ha dovuto chiudere, è una società grossa che ha ovviamente costi importanti, però siamo riusciti fortunatamente a chiudere l'accordo col nuovo sponsor, che è Teti Acque, appunto, come dicevi, del gruppo Riverso, tramite l'amico Andrea Oliverio, che è un grande appassionato di pallacanestro. Siamo riusciti quindi ad avere un nuovo contratto di sponsorizzazione. Per l'anno prossimo anche noi credo che perderemo anche in termini di sponsorizzazioni, perché molte delle imprese che ci sostenevano appartengono a settori, penso a Caddeo dell'agenzia di viaggi, che comunque ho visto che già si sta riattivando, per cui speriamo che a metà o alla fine dell'anno prossimo siano in grado nuovamente di sostenerci come hanno fatto fino ad oggi. Però sicuramente in termini di programmazione il sta inferiore rispetto all'anno scorso. Arriviamo un po' agli aspetti sportivi, come promesso. Iniziamo dalla Ferrini che è stata protagonista, possiamo vederlo anche con la nostra infografica che abbiamo preparato, protagonista di un percorso perfetto, in campionato 19 partite, 19 vittorie, primo posto
assolutamente in cassaforte con numeri lusinghieri dal punto di vista anche realizzativo, come potete vedere, un roster, come tante volte abbiamo detto, costruito per il salto di categoria. Ferrini che ha visto interrotto ovviamente il suo percorso. Chiederei al presidente Alberto Zoncheddu quali sono le prospettive a questo punto. C'è spazio per riposizionarsi magari in un campionato nazionale come era nelle vostre speranze di inizio anno, oppure è ancora troppo presto per fare previsioni in questo senso? Insomma, cosa c'è nel futuro sportivo della Ferrini a questo punto? Allora, un posizionamento in un campionato nazionale in questo momento, anche solo programmarlo, pensarlo, è molto difficile, perché, come ho detto, tutte quelle trattative che erano in corso con diversi sponsor, alcuni anche importanti, si sono bruscamente interrotte. E l'altro problema riguarda ovviamente la formulazione dei campionati, cosa sarà, non lo sappiamo, quindi è difficile programmare. Sicuramente ci piacerebbe magari mantenere la medesima ossatura della squadra. L'allenatore sicuramente Simone Grandesso è più che confermato visto l'ottimo lavoro che ha fatto, e poi quello su cui vorremmo puntare molto probabilmente sarà un investimento importante per quanto riguarda le giovanili e quindi una ricaduta sociale, soprattutto sul territorio quartese per quanto riguarda l'attività sportiva. Per il resto, ripeto, è sicuramente prematuro. È prematuro perché bisogna vedere di che numeri si parla, quale sarà la ricaduta economica di questo lockdown nel tessuto economico, di quelle attività che ci sostenevano, soprattutto fatte spesso da appassionati, da amici, un po' come diceva appunto Riccardo, la maggior parte sono stati tutti toccati da questo lockdown. Quindi per il momento adesso stiamo alla finestra, vediamo un attimino, sicuramente i contatti non sono venuti meno, i rapporti personali non sono venuti meno, bisogna vedere se poi riusciamo a trasformarli e concretizzarli poi in un sostegno economico che poi è quello che è necessario. Rimango con Alberto Zoncheddu. Ti stuzzica un po' la possibilità che venga data l'opportunità, insomma, delle squadre sarde di partecipare a un campionato, una sorta di via di mezzo tra la C Silver e nella Serie B, ovvero la C Gold, magari nell'inserimento delle squadre sarde nel girone laziale, un po' come era la C1, insomma, di qualche anno fa. Secondo te è un'ipotesi, una pista percorribile? Assolutamente percorribile, perché è uno step che ci consentirebbe di strutturarci per poi fare un salto sicuramente molto più pericoloso, soprattutto dal punto di vista organizzativo, che poi è l'esperienza che appunto ha avuto l'Accademia. Un campionato intermedio consentirebbe di testare le forze e soprattutto andare a calibrare quelle che sono le capacità di organizzazione, soprattutto per quanto riguarda le trasferte, perché in questo momento noi adesso eravamo abituati ad avere anche un determinato panorama organizzativo per quanto riguarda la possibilità di organizzare le trasferte, con tutta una serie di opportunità che venivano date per esempio dalle compagnie low cost. Adesso bisogna vedere per esempio cosa sarà il panorama dei trasporti per la Sardegna da qui a settembre-ottobre. A quanto pare Ryanair riprenderà dal 1 luglio ma solo col 40% dei voli, quindi ci sono tutta una serie di problematiche che andranno affrontate e bisogna vedere come vari settori economici risponderanno a questo problema, perché voglio dire, in ciò siamo calati e con ciò ci dobbiamo confrontare. Quindi bisogna vedere, siamo in attesa di vedere un po' quali saranno il panorama che si prospetterà da qui a 15-20 giorni. Insomma, si attende un po' per capire quale può essere lo scenario. Vado da Massimo Salone a questo punto sul futuro sportivo dell'Esperia, sulla programmazione tecnica, diciamo così, e anche su questa ipotesi che abbiamo paventato, su questo scenario, insomma, di una possibile partecipazione a una C Gold, un po' come era un tempo con la C1, una misura intermedia tra la dimensione della C Silver, che magari a qualcuno può stare un po' stretta, nella dimensione della Serie B, che invece può essere un po' troppo forte da sostenere dal punto di vista economico in questo momento.
Io sono assolutamente d'accordo sul C-Gold, magari appunto con costi un po' limitati, perché chiaramente dover fare troppe trasferte sarebbe comunque sempre complicato. Quindi io sono assolutamente d'accordo sul fatto di puntare sulla C-Gold non appena la situazione si rimetterà a posto. Mi rendo conto che non è una cosa che si potrà prendere in considerazione per la prossima stagione sportiva, ovviamente, che immagino che per bene che ci vada rimarrà come sempre è stato, quindi faremo la nostra C-Silver sempre tra di noi e durante la stagione sportiva, durante l'anno, dobbiamo metterci in testa che se veramente vogliamo farla, metterci d'accordo anche tutti quanti e cercare di trovare una soluzione per avviare questo tipo di campionato, per darci la possibilità di partecipare a questo tipo di campionato. So che la parte economica sarebbe molto importante, però io penso che se programmata per tempo ci sia la possibilità di affrontarla sicuramente. Noi per quanto riguarda la nostra programmazione sportiva ovviamente non possiamo che aspettare cosa succederà nel prossimo futuro. Come ho già detto poco fa, immagino che per quanto riguarda il senior si farà una C-Silver normale. Per quanto riguarda le giovanili speriamo di riuscire a mantenere in piedi la stessa struttura che abbiamo avuto sino ad ora, dove a capo della quale ci sarà sempre Federico, ma anche l'allenatore della prima squadra, ma che seguirà tutto il settore giovanile, che sicuramente ha bisogno un po' di tempo per portare avanti il nostro programma, che purtroppo è stato interrotto da questa cosa. Per cui, ripeto, come giustamente ha detto Alberto, credo che dovremo aspettare ancora almeno i prossimi 15-20 giorni per capire a cosa staremo andando incontro. Dopodiché si potrà fare qualche programmazione un po' più mirata. Ricordiamo che al momento il campionato di C-Silver Sardo mette in palio, attraverso poi la partecipazione per la prima classificata alla fase nazionale, direttamente la promozione in Serie B, quindi un primissimo passo potrebbe essere mettere in palio, insomma, nel prossimo campionato di C-Silver la promozione in C-Gold. Continuiamo a parlarne con Riccardo Fiorelli, presidente dell'Accademia Basket. Sì, allora tutti, Massimo, Alberto e anche voi sapete come la penso sul punto. Credo che per averlo fatto il salto dalla C-Silver alla Serie B sia eccessivo perché devi stravolgere la squadra dal punto di vista tecnico, eccessivo perché la società va riorganizzata completamente, eccessivo perché c'è un salto enorme dal punto di vista finanziario. Per tutte queste ragioni io credo che sia preferibile fare un passaggio graduale e quindi per questa ragione ho detto, secondo me dovremmo suggerire alla FIP di provare a farci, insomma, a reintrodurre la Sardegna in un girone di C-Gold, anche perché succederebbe che tutte le volte, insomma tutti gli anni, la squadra che vince il campionato di C-Silver Sardo va a fare un campionato interregionale, cosa che invece adesso non succede, perché per poter andare a fare un campionato nazionale devi poi vincere gli spareggi, che come abbiamo visto anche con la Ferrini, nonostante avesse una squadra competitiva, non sono semplici. Per cui poi ci si ritrova sempre gli stessi a giocare sempre tra noi nella nostra isola e c'è un pericolo di livellare verso il basso il livello già basso della nostra pallacanestro. Per cui secondo me è assolutamente un'idea da cavalcare. Credo che per quel che so ci sia una proposta in questo senso, se ne stia discutendo a livello nazionale. Dalla nostra proposta è venuto fuori anche una discussione che coinvolge anche le altre regioni che al momento sono escluse dalla C-Gold, che sono Sicilia e mi pare Basilicata. Per cui insomma credo che questa cosa potrebbe essere fatta già dalla stagione 2021-2022, cioè la squadra che vince il campionato potrebbe andare a giocare direttamente la C-Gold. Per ora ovviamente è un'ipotesi che dovrà essere poi accettata e attuata con le modifiche del regolamento. Per quanto riguarda noi avevamo fatto
una programmazione triennale dopo la Serie B. Avevo detto rivoluzioniamo la squadra e ci diamo tempo 3 anni per capire poi dove siamo arrivati. E quindi questo che arriverà sarà il terzo anno. È ovvio che sarà un terzo anno un po' monco perché non avremo fatto l'esperienza che è quella della parte di stagione più importante, di chiudere questa stagione che sarebbe stata davvero formativa per i nostri ragazzi. Saremmo andati a giocarci i playoff, avremmo fatto lo spareggio con l'Esperia nell'ultima partita, tutte cose che per loro sarebbero state molto importanti. Mi dispiace moltissimo che non abbiano potuto viversele. Dicevo il terzo anno, per cui questo sarà il terzo anno della nostra programmazione. L'anno dopo, se saremo diventati una squadra competitiva, proveremo anche noi a partecipare a quel campionato, naturalmente arrivandoci vincendo la C-Silver, ma ovviamente è tutto da valutare, da capire, altrimenti l'alternativa è quella di ricominciare nuovamente con un gruppo di giovani sui quali lavorare, così come abbiamo cercato di fare 2 anni fa. Andiamo avanti nella nostra chiacchierata. Vi chiedo a questo punto, qualora ovviamente doveste partecipare al campionato di Serie C Silver nella prossima stagione, cosa temete dal punto di vista del movimento regionale? La C Silver nelle ultime stagioni è sempre stato un campionato abbastanza ridotto. Temete una pioggia ulteriore di defezioni da questo punto di vista? Lo chiedo per iniziare ad Alberto Zonchedu, chiedendo anche un po' qual è l'umore, insomma, tra colleghi, se ha sentito altri presidenti che hanno dei timori sulla possibilità di organizzare una squadra di Serie C per il prossimo anno. Sì, ho sentito alcuni, effettivamente c'è questo timore, quelle perplessità, ma voglio dire, sono frutto di una condizione generale di insicurezza. Se c'è il timore o la possibilità che si riduca, sicuramente sì. C'è questa possibilità. Di questo appunto ne avevamo anche già parlato, in particolare con Riccardo. Ci potrebbe essere una grande perdita per quanto riguarda anche il seguito che ha il campionato di C. Quindi non lo so, è molto incerto veramente. Fare delle proiezioni, fare delle valutazioni su quello che sarà in questo momento è veramente difficile. Però, ripeto, c'è questo timore, assolutamente, e anche questa possibilità. Cosa si può fare per evitare che i ranghi del campionato di C-Silver vengano ulteriormente ridotti, visto che insomma, nell'ultima stagione invece c'era stata una crescita da questo punto di vista? Vado da Massimo Salone. Il problema sono sempre stati i costi, ovviamente, del campionato, anche i costi delle tasse gara, dei NAS e tutti i vari costi. Per cui se si riuscisse a trovare il modo, considerata la situazione che stiamo passando, diciamo, sfruttarla per cercare di trovare un modo di fare un campionato a costo ridotto, ma che permetta a più società invece di partecipare, secondo me sarebbe la cosa migliore. Poi a parole è facile dirlo, poi chiaramente bisogna sempre trovare la quadra. Però credo che bisognerebbe lavorare da questo punto di vista, perché necessariamente abbiamo bisogno di dare un po' di impulso al movimento. E credo sempre che comunque il primo campionato, sia pure una C di livello, come dice Riccardo, non eccelso, però sia il modo per fare da traino anche ai ragazzi che si stanno avvicinando a questo sport o quelli che stanno incominciando a iniziare la parte agonistica di questo sport. Per cui se si riuscisse a trovare il modo di far sì che un campionato si torni addirittura a un campionato a 16 squadre, secondo me sarebbe una bella cosa. Poi, ripeto, la situazione, come abbiamo detto, è talmente in divenire, non sappiamo assolutamente cosa ci riserverà il domani, che per ora sono solo parole, idee più o meno condivisibili e basta, nient'altro. Vado da Riccardo Fiorelli, sempre a questo proposito, insomma, anche l'ipotesi abbastanza suggestiva di un campionato di Serie C Silver allargato, 16-18 squadre, se ne è parlato nell'ultimo periodo. Sì, sarebbe bellissimo. La preoccupazione, che è quella già espressa dagli altri, è che molte società
decidano di rinunciare al campionato per fare insomma un riordino finanziario che per molte è assolutamente necessario, per molte, direi per tutte, magari alcune riescono comunque a fare il campionato ugualmente, facendo qualche sforzo e cercando di non rinunciarci, ma altre magari non ce la fanno o decidono di non farlo. Per cui secondo me ci sarà qualche rinuncia senz'altro, bisogna vedere quante e bisogna vedere se invece magari non ci sia qualche altra società che possa invece decidere di partecipare o magari dalla Serie D, non so, un qualche ripescaggio, sai. Speriamo, certo, se ci fosse un campionato a 16 squadre la vedo difficile perché purtroppo non riesco a individuarle, sarebbe fantastico. 16 squadre di buon livello come tutto sommato erano quelle di quest'anno sarebbe il meglio. Cioè, allora sì, magari ci divertiremo di nuovo un po' di più tutti quanti, faremo un campionato vero, però 16 mi sembrano tante. Già se arrivassimo a 12, 14 sarebbe già buono. Già un grande risultato. Ci avviamo verso la chiusura di questa chiacchierata. Direi di concentrarci solo sul basket a questo punto, il basket che tanto ci manca. Alberto Zoncheddu, passiamo in rassegna l'ultima stagione che per voi è stata perfetta, tanti investimenti ripagati sul campo, poi da un'armata invincibile, quella di Simone Grandesso con Giuliano Samoggia al comando, insomma 19 partite, 19 vittorie. Dal punto di vista matematico era impossibile davvero fare di meglio. Sì, assolutamente, però vorrei sottolineare che è una squadra sicuramente ricca di talento che però durante l'anno ha mostrato una dedizione veramente encomiabile. Su tutti vorrei ricordare e continuo a rimarcare l'impegno che mette un giocatore, un uomo che ormai ha 50 anni, che è Maurizio Pedrazzini, che continua a essere uno di quelli che si allena con più assiduità, con più voglia e con più vigore. Quindi dico, assolutamente una stagione bellissima che tra l'altro a noi, almeno come società, ci ha consentito di allenarci anche noi dal punto di vista organizzativo a gestire quella che è una rosa di giocatori che sicuramente ha calcato altri palcoscenici e quindi ha anche, tra virgolette, delle pretese ben diverse e pretende anche dalla società altrettanta attenzione quanto ne abbiamo chiesta noi a loro per lo svolgimento dell'occasione. Intanto interrompo per il momento questa review della stagione per segnalarvi questa notizia che ci viene proposta dalla regia: 8 milioni di euro per far ripartire lo sport in Sardegna. Lo ha annunciato il presidente della regione Cristian Solinas all'interno di una serie di misure straordinarie per il mondo sportivo. Una particolare attenzione, leggiamo, all'intero settore, un sostegno concreto a società, squadre, singoli atleti ed eventi colpiti dalle restrizioni dovute al Covid-19. Abbiamo parlato nella nostra chiacchierata di interventi delle istituzioni, non so quali sono le prime reazioni a questa notizia. Vado magari a Massimo Salone a questo punto. Beh, sarebbe bellissimo. Ripeto, è l'unico lato in cui non sono sempre molto positivo, cioè sono i vincoli burocratici che poi vengono sempre messi ogni qualvolta ci sono questo tipo, questi aspetti, in questo caso questi finanziamenti, chiamiamoli, questi contributi, ecco, che immagino che siano contributi anche a fondo perduto, non lo so adesso se sia addirittura così, però se poi per poter accedere a questi contributi devi fare una trafila complicatissima, ripeto, noi siamo, lo sanno sia Riccardo che Alberto, lo sanno, siamo tutte persone che hanno il proprio lavoro, la propria vita, che prestano il proprio tempo libero a occuparsi di dell'andamento della società, per cui non è che possiamo stare 24 ore al giorno dietro a tutte queste cose. Però io spero, se i contributi arrivano sono benvenuti. Devo dire sinceramente che comunque negli ultimi anni la Regione è stata assolutamente tempestiva. Io sono da forse 15 anni più o meno che seguo tutti gli aspetti dei contributi e
dei pagamenti, e quando sono arrivato, era un periodo pessimo in cui arrivavano sempre dopo anni contributi, adesso assolutamente sono molto tempestivi. Certo, non che sosteniamo il costo ci viene rimborsato, quello no, però assolutamente. Quindi spero bene per questi 8 milioni che rileggo adesso la notizia. Alberto, ti rassicuro, insomma, questa misura, leggiamo anche, tra l'altro in questo caso, contributi per nuovi impianti. Sì, come ha affermato Massimo, la notizia è sicuramente una bella notizia. Il problema, come ha sottolineato Massimo, sono gli adempimenti burocratici per ovviamente ottenere questi contributi. Sarebbe sicuramente utile che ci fosse anche uno snellimento, quindi una semplificazione di quelle che sono le procedure per poter ottenere questi contributi. Noi ne saremo assolutamente ben felici, anche perché poi, come ha detto Massimo, siamo tutte persone che hanno altri lavori, hanno la propria professione. Lo faremo solo ed esclusivamente per farli ricadere sulle nostre società e quindi sulla collettività. La ricaduta quindi sarebbe assolutamente sociale, non andremo sicuramente a fare business con dei soldi che ci verrebbero stanziati e dati, concretamente andrebbero sul territorio e sicuramente andranno, se ci saranno questi contributi, ad aiutare molto probabilmente tutte quelle famiglie che avranno, soprattutto chi ha dei bambini piccoli, magari delle difficoltà a pagare una retta o comunque una quota per far fare sport. Continuo a sottolineare, sicuramente bisogna sensibilizzare le famiglie per far fare sport ai bambini sin dalla tenera età e far nascere la cultura dello sport nei giovani d'oggi, nei bambini di oggi che poi diventeranno gli atleti del domani. Riccardo Fiorelli, condividi la posizione di Alberto Zonchedo e Massimo Salone? Certo, assolutamente sì. Noi siamo... Questo mi piace molto che sia stato detto, perché qualche volta veniamo criticati come se fossimo dei dirigenti professionisti che dovrebbero fare chissà che non riescono nell'impegno, eccetera, eccetera, dimenticando che siamo delle persone che si impegnano in questa attività per pura passione e lo fanno non certo per lucrarci, ma perché rimettendo anche spesso dei denari, perché hanno a cuore la questione dello sport dei ragazzi. Detto questo, stiamo dando per scontato che questi 8 milioni, di cui non sapevo nulla, leggo oggi, si traducano in contributi diretti alle società. Io prima vorrei capire quali benefici potranno arrivarci da un investimento di quel tipo da parte della Regione. Qualunque beneficio ovviamente sarà ben accetto. Ma prima vorrei capire di che cosa assolutamente ci avvantaggeremo. Ecco. Stavamo parlando di basket, tra l'altro lascerei svelare ad Alberto Zonchedu che stava parlando un retroscena che ci ha raccontato nel fuori onda. Si diceva di Maurizio Pedrazzini che ha incontrato durante, o meglio subito dopo il termine del lockdown, ed era clamorosamente a 50 anni il più in forma di tutti, questo lo possiamo dire, insomma. Sì, assolutamente, penso che non si sia fermato per niente, abbia trovato qualsiasi occasione, qualsiasi modo per allenarsi. Penso che abbia rischiato anche un verbale dalla Guardia Costiera, perché deve essere uscito in canoa e aver fatto qualche miglio. Niente, è veramente, solo chi lo conosce, l'ha visto, può immaginare che cosa fa, perché altrimenti se uno non lo vede non lo può immaginare, è anche difficile da raccontare, però è veramente una persona che va presa ad esempio da tutti i giovani che si avvicinano non tanto alla pallacanestro ma allo sport in generale, perché ha una dedizione massima, quando prende un impegno lo porta avanti, veramente semplicemente lo definire un esempio per tutti i giovani di oggi. Assolutamente sì, tra l'altro citando una sua intervista dello scorso anno lui mi disse che l'età è solo un numero, conta l'energia che si mette, a giudicare anche da questi allenamenti in epoca di lockdown, insomma lui di energia ne ha ancora tanta e immaginiamo che lo potremo vedere ancora sui campi da basket a lungo. Vado da Massimo Salone, insomma il bilancio della stagione in casa Esperia.
secondo posto in coabitazione con l'Accademia al momento dell'interruzione del campionato, un progetto nuovo affidato a Federico Manca, uno dei giovani allenatori più promettenti del movimento, una squadra che era un mix di giocatori esperti e altri più giovani. Giuseppe Floridia, trascinatore che forse è esploso in maniera definitiva, insomma una bella annata che percorre. Ma io ero, devo dire, molto soddisfatto dell'annata, come stava procedendo. Prima di tutto perché ho visto un bel gruppo molto unito, i ragazzi erano molto uniti tra di loro, si divertivano. Federico ha cominciato a mettere la sua impronta sull'attività, sulla squadra, e devo dire che ero decisamente contento. Mi rendevo conto chiaramente che ovviamente che ancora la Ferrini aveva qualcosa in più sicuramente, però la nostra squadra, i ragazzi, Ludovico, Floridia, eccetera, stavano veramente facendo un bellissimo campionato, e mi è dispiaciuto molto, come ha detto Riccardo prima, non poter fare lo spareggio finale, perché sarebbe stato veramente molto interessante, perché io poi tra l'altro a Riccardo ho detto più volte che mi piaceva moltissimo invece il suo progetto e la sua squadra, quindi avrei visto con molto piacere. Detto questo, spero che si possa almeno la squadra riconfermarla della stessa, così come ha terminato purtroppo a metà campionato, metà campionato di quest'anno, e poterla riproporre l'anno prossimo. E arrivare appunto a vedere che se poi potranno essere fatti dei miglioramenti, soprattutto da parte dei ragazzi. Riccardo Fiorelli, abbiamo parlato insomma del vostro progetto, una proposta un po' diversa, alternativa all'interno del panorama regionale, una soluzione diversa insomma dagli schemi a cui siamo abituati, una squadra molto giovane che ha fatto dei progressi rispetto alla scorsa annata quando era guidata da Luca Palma. Se ricordiamo che nell'ultimo anno invece l'allenatore era Marco Sassaro, e siete stati, molti hanno detto, la sorpresa, la vera e propria sorpresa del campionato, secondo posto in coabitazione con l'Esperia, con quello spareggio da giocare. Mi piacerebbe sapere anche secondo te chi lo avrebbe vinto a questo punto. Allora, in casa nostra siamo andati in una parità meravigliosa perché è stata divertente, non perché fosse bella dal punto di vista tecnico. Siamo andati avanti noi di non so quanto, di 10-15, e poi hanno vinto loro di 15, per cui il pronostico era assolutamente impossibile, però sono sicuro che ci saremmo divertiti, e ci saremmo divertiti durante tutte le gare di playoff, ne sono straconvinto, e mi dispiace moltissimo che non le abbiano potute giocare i ragazzi. Squadra di giovane, sì, che adesso però, insomma, dopo 3 anni inizia a essere non più così giovane, per cui togliamogli questo alibi, che altrimenti quelli continuano a sostenere che sbagliano perché sono giovani. Assolutamente sì. Allora, direi che siamo giunti al termine della nostra chiacchierata, abbiamo fatto un po' il punto, ma magari ci rivedremo insomma fra qualche settimana alla luce di aggiornamenti che senz'altro arriveranno. Io ringrazio per aver partecipato Alberto Zonchedo, presidente della Ferrini Basket. Grazie Alberto. Grazie a voi, un saluto a tutti. Grazie anche a Massimo Salone in rappresentanza dell'Esperia Cagliari. Grazie a voi, un saluto a tutti. E grazie ovviamente anche a Riccardo Fiorelli, presidente dell'Accademia Basket. Grazie a voi, ciao a tutti. E io saluto anche tutti gli ascoltatori, tutti gli spettatori di Diretta Sport, li ringrazio per averci seguiti. L'augurio è ovviamente il solito, quello di rivederci al più presto sui campi da gioco. Da Roberto Rubio l'augurio di un felice proseguimento sempre su Diretta Sport.